C'è un Veneto da scalzare dall'Albo d'Oro, ma anche no, dirà Stefano Miozzo, veronese di Cerea, campione mondiale in carica per la miglior pizza classica. Lui in particolare è arrivato tante volte piazzato, si è imposto in premi ritenuti minori rispetto a quella che è la Champions dei pizzaioli, anche quest'anno in gara a Parma alla 28esima edizione del campionato mondiale di pizza dal 9 all'11 aprile. Fantasia e abilità, se la pizza nasce a Napoli, è indubbio che in Veneto, terra seconda a nessuno per materie prime adattabilissime alla pizza, la ricerca di versioni gourmet sempre più elaborate abbia ottenuto successo e credibilità internazionale. E questi campionati sono assolutamente una vetrina fondamentale. 775 concorrenti all'edizione 2019 arrivano da 42 diverse nazioni e si sfidano lungo i 3 giorni della kermesse in 1113 diverse gare di gusto e abilità. Si cerca il pizzaiolo più veloce, quello bravo a stile libero o che presenti la pizza più larga. C'è chi si getta nella sfida per la migliore pizza in teglia, in pala, a 2, senza glutine e a chi sforna la migliore verace, napoletana, seguendo alla lettera il disciplinare. Acrobazie e virtuosismi con un occhio di riguardo sotto forma di premio speciale a Matera. La capitale mondiale della cultura 2019 viene omaggiata con un concorso che vuole premiare la pizza che meglio abbinerà i tipici prodotti lucani, dal peperone crusco al tartufo scrozzone alla salsiccia lucanica.